C'era una volta, in un piccolo paese della Puglia, un bambino che cresceva tra le braccia dell'umiltà e del lavoro. Si chiamava Francesco Antonio. Era un'anima luminosa che fin da piccolo amava ascoltare il silenzio e il canto del vento, sentendo in ogni cosa l'eco di un amore più grande. Non era come tutti gli altri bambini. I suoi occhi brillavano di una luce speciale, quella di chi cerca qualcosa di più del mondo che lo circonda. Un giorno, con il cuore pieno di coraggio, Francesco bussò alla porta di un convento. Sentiva dentro di sé una voce che lo chiamava, dolce e forte come il battito delle onde. I frati lo accolsero e videro subito in lui una purezza rara, un desiderio di vivere in povertà e gioia, come San Francesco aveva insegnato. Francesco Antonio scelse di lasciare tutto per seguire questa strada. Non era facile, ma il suo cuore era colmo di pace. Passarono gli anni e Francesco divenne un uomo. Le sue giornate erano piene di preghiera e studio, ma soprattutto di amore per chi aveva bisogno. Amava parlare della bellezza di Dio con parole semplici che tutti potevano capire. Quando predicava nei piccoli borghi, la gente si fermava incantata. Persone semplici, contadini, poveri, lo ascoltavano e si sentivano toccati nel profondo. Francesco non si metteva mai sopra gli altri, preferiva camminare al loro fianco, ascoltarli e aiutarli. Un giorno, mentre camminava per le strade del suo paese, vide un mendicante tremare dal freddo. Senza esitare, si tolse il mantello e lo mise sulle spalle di quell'uomo. Non era un gesto straordinario per Francesco. Per lui, aiutare i poveri era come respirare. Quando arrivava il Natale, preparava pacchi pieni di cibo e doni per chi non aveva nulla, facendolo con una gioia che illuminava tutto. Il suo amore arrivava anche a chi si trovava nei momenti più bui. Francesco entrava nelle prigioni per stare vicino ai carcerati, portando loro speranza e conforto. Quando qualcuno doveva affrontare la morte, lui restava accanto fino all'ultimo istante, stringendo una mano e sussurrando parole di pace. Non aveva paura del dolore altrui, perché credeva che l'amore fosse più forte di ogni ombra. Francesco non si fermava mai. Anche quando il suo corpo era stanco, il suo cuore continuava a battere per gli altri. Amava tanto la sua città, Lucera, e si prese cura della chiesa del convento, rendendola un luogo splendente dove chiunque poteva sentire la presenza di Dio. Il suo ultimo respiro arrivò in un giorno pieno di preghiera. Francesco chiuse gli occhi con il sorriso di chi sa di aver vissuto per amore, lasciando al mondo una scia di luce. Ancora oggi, chi entra in quella chiesa sente la sua presenza, come un abbraccio che non finisce mai. La sua storia continua a parlare a chiunque abbia il cuore aperto. Francesco Antonio è il santo della semplicità, dell'amore che si dona senza chiedere nulla in cambio. Una vita così non si spegne mai, perché l'amore che regala diventa eterno. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.